Ciao ragazzi, bentornati. Qua la situazione è tragica, siamo andati in bancarotta, non mi era mai successo. Giuro, da quando gioco a Skylines non mi è mai successo una cosa del genere. Comunque, siamo andati in bancarotta, causa non so cosa, adesso lo scoprirete guardando il video. E vedrete un po' anche tutte le manovre che ho fatto per non andare in bancarotta. Vi ricordo che ho preso anche un debito da 60k, che vabbè, per amore di Dio non è tantissimo, ma ho un interesse, ci pago sopra gli interessi del 10%, quindi anche questo sicuramente va a influire sulla bancarotta. Particolari manovre non ne ho fatte e insomma riprendiamo dalla fine dell'altro video per vedere come è andato avanti il gameplay. Comunque raga, scandaloso, cioè non si può portare un gameplay a ridosso in realtà all'uscita di City Skylines 2 nel momento in cui registro che porca miseria va in bancarotta, cioè è incredibile, va bene. Buona visione ragazzi, ciao, ci vediamo alla fine. Oddio ragazzi, siamo in bancarotta, oddio, non mi era mai successo. Oddio ragazzi, in bancarotta siamo. Non mi era mai successo ragazzi, attenzione, attenzione, colpo di scena, siamo andati in bancarotta, siamo troppo sotto. Va bene, accettiamoli e salviamo questa città. O no, io non voglio questi aiuti esterni, non li voglio. No, allora andiamo a aumentare, siamo in bancarotta ci dice, andiamo a aumentare allora le nostre tasse. Aumentiamo le nostre tasse di tutto, vedrete che rientreremo in men che non si dica. Ragazzi, non mi era mai successo di andare in bancarotta. Mai, 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 mai. Però guardate che traffico che genera, ragazzi, questa stazione. Genera veramente un traffico esorbitante. Allora ne devo costruire assolutamente un'altra a questo punto. Ma per forza. Guardate che traffico veramente mostruoso che genera. Produciamo anche tanto, eh. Però ragazzi non pensavo a una cosa del genere. Allora, facciamo un'altra stazione a questo punto. A questo punto facciamo veramente un'altra stazione e cerchiamo di risollevarci dalla bancarotta a questo punto che sta arrivando. Ok, facciamo così, allunghiamo la strada. E qui ci facciamo un'altra stazione. Tutte robe costosissime, ragazzi. Però d'altronde... Ah, 75, wow. Niente, attendiamo un attimo che io riesca a fare una stazione a questo punto. E vediamo un po'. Guardate che traffico, che volume di traffico genera, incredibile. Incredibile. Ok, mi sembra che siamo abbastanza in positivo. Fatemi vedere. Potrei già pagare questo, ma non lo faccio perché mi serve la stazione. Quindi paghiamo, continuiamo a pagare. Wow, quando andiamo in negativo, ragazzi, andiamo tanto in negativo, eh. Wow. Wow, wow, wow. Allora, vediamo di aumentare il gettito delle nostre industrie. Perché, ragazzi, qua è grama. Qua è grama. Vendiamole con un più alto valore aggiunto. Cosa ci fanno questi tre bus qua, uno di fila all'altro? Vabbè. È grama. Qua non dovrei avere problemi. Andare sulla produzione 140. Non dovrei avere problemi. Poi avevamo un'altra industria, non mi ricordo. Un'altra industria pesante, ce l'avevamo? Abbiamo il fish che è al 100%.
Dovrei fare forse un'altra fish factory. Vediamo se ci sta qua una fish factory. Un'altra. Non ci sta per pochissimo. Ci starebbe. Se io continuo, le potrei mettere qua. La potrei mettere qua. Allora magari questo lo facciamo. Tanto qua posso andare avanti a oltranza. Non è questo il problema. Metto un'altra fish factory perché il pesce è tanto. Quindi se è tanto, no, qua è meglio che inizio già a metterla così. Perché ok. Poi va bene, metto una, poi vediamo, perché qua ci starebbe proprio una banchina. Però adesso ne mettiamo qua. E poi ci andiamo a pensare. Adesso lo togliamo. Sì, fa un po' schifo, questo però vabbè. È una rampa, è una rampa. Ah, produco molto molto pesce comunque, devo dire. Vabbè. Qua siamo messi malino, maluccio con... Ragazzi, potrebbe essere un finale che non avevo... Non pensavo di recuperare, cioè di fare. Un finale in bancarotta, ragazzi, non mi era mai successo. Vabbè, c'è anche da dire che non sono mai andato in là con i gameplay così tanto, però... Ragazzi, un finale in bancarotta. Beh, io sono sicuro che le mie factories siano 3. Solo che adesso non trovo la terza. Forse qua. No, non la trovo. Qua non c'è. Non la trovo. Attenzione, alcuni edifici. Mi stanno collassando alcuni edifici. Attenzione, sono andato giù di tutto, ragazzi. Non ho più richiesta di niente. Attenzione. No, raga, ma cosa ho fatto? Aspettate. Ok. Devo abbassare le tasse. Ok, ho capito, ho capito, ho capito. Va bene, va bene, va bene. Abbassiamo l'età dove sono. Abbassiamole. 12. Allora. 12, raga. No! Reject. No! No! Cosa ho combinato, ragazzi? No, ho fatto un casino. Cosa ho combinato? Ah, stiamo andando giù tantissimo. Ok, adesso stiamo riprendendo. No, stiamo andando giù. Stiamo andando giù. Ma anche i grattacieli non si lamentano. Solo le case piccole si lamentano per ora. Oddio, ragazzi, cosa sto facendo? Sto facendo andare al collasso la città. Sto facendo andare al collasso la città. No, anche il grattacielo più bello del mondo. No, ragazzi, qua. Oh, buttiamo tutto al massimo. Oh. Cosa succede qua, raga? Calmi. No. Oh. Reject. Si va fino alla fine, si va. Ok. Ma ritornano? Non ritornano, ragazzi.
Solo gli edifici commerciali ritornano. Attenzione, sono troppe tasse. Stiamo andando in debito mostruoso, ragazzi. In debito mostruoso stiamo andando, signori. Sì, giuro, giuro non era voluta. Cioè, raga, non è che l'ho fatto apposta. Giuro non era voluta. Non mi è mai successo nel gameplay, raga. Non pensavo neanche fosse possibile una bancarotta del genere. Togliamo un po' di case per farle ritornare. No, no, reject, reject. No, raga, no, dai, non ci credo. Ma com'è possibile? Non è mai successo? Adesso che è la prima volta che porto una serie su City. Così? Cosa sta succedendo? Cerchiamo di... Cerchiamo di salvare il salvabile. Allora, potrei togliere alcuni servizi. Aspettate, aspettate, aspettate. Oddio, 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 anche un mega incendio. Allora, potrei togliere alcuni servizi. Cioè, nel senso... Abbassare il budget. Non pensavo, ragazzi, mi succedesse una cosa del genere. Allora, potrei abbassare il budget da qualche parte. Tipo... Qua. Tipo. L'acqua la potremmo abbassare. E magari risparmiamo qualcosina. Mamma mia, ragazzi, devo centellinare tutto per non andare in bancarotta. Guardate, siamo... Ok, l'acqua la posso abbassare ancora. No, 70 troppo, 80. Qui 80, vediamo. Ok, sembra reggere. Sembra reggere tantissimo. Ma portiamo alla 70. Ma questa non è l'acqua, è l'energia, ragazzi. Madò, madò, che disastro che sto facendo. È l'energia, non è l'acqua. Ok, l'energia così va bene. Siamo al limite, ma ci siamo. Vediamo l'acqua all'80%. Come reagisce. Facciamo 85. Ok, così siamo save. Pattume lo lasciamo. Gli ospedali. Tutto il resto lo lasciamo. La scuola lo lasciamo. I trasporti, ok. Cos'è che mi mangia tanti soldi? Queste qua. Vabbè, adesso lasciamo così, vediamo come si comporta, se riusciamo ad andare in positivo. Ragazzi, non riusciamo ad andare in positivo neanche così, eh. Cosa cazzo ho fatto? No, reject. No, raga. Ok, positivi. In positivo. Attenzione, stiamo andando in positivo. Non vorrei che avendo aumentato questi, ho aumentato le importazioni. E quindi aumentando le importazioni vado in debito, però... non lo so. Però mi sembrano pieni i magazzini. Ah, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Non so come andrà a finire, questa storia. Vediamo un po'. Ma la veggo buia. La veggo. Allora, togliamo le case. Così possono ricostruire. Ok. Ok. Sembra che siamo ritornati abbastanza bene. Però, ragazzi, abbiamo un debito mostruoso. Abbiamo un debito mostruoso. Wow. Oddio, ancora bancarotta. No, no, rigettiamo la bancarotta. Dai, dai, che stiamo andando in positivo. Bene. Bene, bene, bene. Dai, 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 che stiamo andando in positivo. Allora, stavo guardando a proposito questi qua. Io non voglio mettere bilanciato, ma metto... Aspettate.
Qua ci sono altre case, altri negozi che hanno delle problematiche, ma sui negozi non avevo messo il budget già basto. Dov'è? Qua, tasse. 12, 12. Eh sì. No, lasciamo così per ora. Sarai un po' nervoso, immagino. Sto morendo di paura, Però non sembra. perché cerco di nasconderlo. E allora chi ti obbliga a farlo? Nessuno, lo faccio e basta. Sai una cosa? Vivere con te non è stato facile. E con quello che hai deciso di fare, adesso sarà ancora peggio. Vedrai, non succederà. E succede invece. Perché? Ti chiedo un grande favore. Non continuare in questa idiozia perché finirà male non solo per te, ma soprattutto per me. Questa è l'unica cosa al mondo che non farei. Lo so benissimo che non è questo il tuo scopo, ma purtroppo la realtà è questa. Tu dici che te ne freghi di quello che pensa la gente, ma come fanno a non infastidirti le barzellette che circolano su di te? Io non lo sopporto! Non è giusto! Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto!